Concetta Voltolina Cosseim è l'autrice del libro sulla storia di questa straordinaria suora trevigiana emigrata in Canada. Come le è nata l'idea e la voglia di conoscere questo personaggio e di scriverne? Beh, l'ho conosciuta per caso, poi dopo si è fatta amicizia, si è parlato di tante cose e io in quel momento cercavo la storia di una donna veneta, perché mi si era stato richiesto di scrivere sui veneti a Montreal. Generalmente si parla sempre dell'emigrante uomo, della donna che lo segue, della madre di famiglia e tutto quanto. E più o meno le storie di queste donne erano tutte pressappoco uguali. Mentre invece quando ho parlato con questa, io l'ho conosciuta come una ragazza perché era vestita da ragazza, dopo ho saputo che era suora. E trovavo che la sua vita, che il suo motivo per essere venuto in Canada, la sua vita fatta in Canada e tutto quanto, era molto diversa da quella normale ed era una storia anche spirituale di ascesa dell'anima verso un qualche cosa di più alto che quello che è la vita di tutti i giorni. E quindi gli ho chiesto il permesso di scrivere, e poi ho contattato il signor Fiscon, eccetera, e sono 2 anni che ci lavoriamo. E adesso arriva nelle librerie. Ma spero, insomma non so, questo non è compito mio, è compito dell'editore.